E rieccoci con il Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta per questa settimana di grande festa nell'ambiente serravallese, e qui con me c'è anche l'assessore alla cultura, l'assessore Uliana, che è molto sensibile a questo tipo di iniziative. Certo, perché portano all'interno della nostra città tantissime persone che vengono approfittando di tutti gli eventi che il comitato riesce a mettere in piedi anno dopo anno, e quest'anno direi ancora di più degli anni scorsi riesce a portare a Vittorio Veneto. Tra l'altro, adesso facciamo il gossip dei gossip, l'assessore Uliana cade giusto a fagiolo per la serata inaugurale dei festeggiamenti di Sant'Augusta. Infatti ci troviamo nella bellissima piazza Flaminio, dove oramai da qualche anno si svolge la cena in piazza, con ogni anno un tema diverso. Quest'anno il tema è dedicato alla cuoca Corona, questa famosissima cuoca della famiglia che lavorava presso la famiglia De Carlo, il famoso 007 conosciutissimo di Vittorio Veneto, famoso non solo in Italia ma anche all'estero. E questa cuoca Corona naturalmente era nel salotto buono di Serravalle, quindi preparava piatti succulenti per personalità che venivano a trovare il buon De Carlo. Dico che cade a fagiolo l'assessore Uliana perché lei conosceva la cuoca Corona. Sì, certo, tra l'altro cade a fagioli, io ricordo proprio la pasta ai fagioli fatti dalla cuoca Corona. La conoscevo per un motivo molto, molto semplice. La cuoca Corona è stata allieva di mia nonna. Mia nonna era anche lei una grande cuoca che ha lavorato dai Savoia a Torino e poi anche da Italo Balbo in Libia. La chiamavano la Mora, forse qualcuno l'avrà sentita nominare perché era scura di capelli, scura di carnagione, aveva due splendidi occhi neri, ma io credo che questo soprannome le fosse stato dato proprio anche perché aveva lavorato nel nord dell'Africa. Quindi io ricordo la Corona più giovane della nonna, lavorare all'interno della cucina della nonna per imparare il mestiere. E l'ha imparato talmente bene, e forse è anche il caso di dire che magari ha superato la maestra, perché è diventata poi la cuoca in casa De Carlo. Io ho avuto l'occasione piccolissima di entrare all'interno di Palazzo De Carlo, e immaginate l'impressione che io possa aver ricevuto entrando in questo scrigno d'arte di oggetti preziosi che è Palazzo Minucci De Carlo. E ricordo in modo indelebile la sensazione avuta entrando in cucina. Io ero abituata a frequentare la cucina della nonna, entrare nella cucina di De Carlo fu un'immagine che è rimasta nella mia memoria nitida, a partire dai lampadari incredibili per una cucina in vetro di Murano, i tavoli con il marmo, tutto questo arredamento, questi armadi di colore bianco. E poi la cosa strepitosa, io ricordo di aver aperto uno di questi armadi e mi sono trovata all'interno decine e decine di stampi per i biscotti, per i cioccolatini, che insomma ricordo benissimo ancora. Bene, l'assessore in questo modo ci ha scatenato questa voglia di conoscere da vicino la cuoca Corona, quindi ricordo l'evento che è organizzato dal Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta, qui alle mie spalle in piazza Flaminio, il 16 sera a partire dalle ore 19:30. Piazza Flaminio tornerà a essere il salotto buono da questo punto di vista di una grande reggia, possiamo anche dirlo da questo punto di vista, dove verranno servite pietanze che ricordano proprio la cuoca Corona. Infatti ricordiamo diversi locali proprio di Serravalle si sono impegnati per proporre a chi vorrà sedersi ai commensali e degustare le ricette tipiche della Corona, e naturalmente chi vorrà potrà anche portarsele da casa. Naturalmente dovrà portarsi le ricette che sono proposte anche sul sito di Sant'Augusta, e quindi lì potete trovare le proposte della cuoca Corona.
Quindi vi aspettiamo per questa prima uscita ufficiale in Piazza Flaminio, che sarà il 16 sera. Continuando, ricordo che poi proseguiranno qui in Piazza Flaminio gli altri appuntamenti, perché avremo nelle serate successive altri momenti musicali. Lo ricordiamo con Strade Blu, spettacolo teatrale concertato liberamente ispirato all'omonimo romanzo di William List, sempre alle ore 21. Poi il lunedì, ricordiamolo questo, lunedì 19 di agosto ci sarà il Luello, sempre a partire dalle ore 21, e poi proseguiremo gli altri appuntamenti sempre in Piazza Flaminio con Plame il martedì 20 agosto. Poi la giornata del 21 di agosto ci sarà l'evento con i fuochi d'artificio, quindi qui avremo uno spettacolo con gli Anchi Panchi, e quindi naturalmente qui vicino avremo anche l'Anguria Party, proprio sempre nella zona di Piazza Flaminio. Questo per coronare questa piazza, ma poi ricordiamo che ci sono anche le altre piazze che conosceremo nelle prossime puntate.